Al via sabato pomeriggio, giorno 15, il Natale Agrigentino al centro storico. L'inaugurazione del presepe avverrà alle ore 19 in via San Girolamo per restare aperto fino al prossimo 6 gennaio, giornata dell'Epifania. Si svolgerà anche il Festival delle Novene con la possibilità di degustare la ricotta e le specialità tipiche agrigentine. Giornalmente anche la celebrazione della Santa Messa alle ore 18, seguita dalla novena liturgica. L'evento si concluderà il prossimo 6 gennaio con la Befana Feste, con piccoli doni ai bambini, il sorteggio della statua del bambinello Gesù e altri regali. Dopo tutte le segnalazioni che abbiamo fatto, grazie a TVA che ci ha dato un enorme aiuto, siamo lieti di comunicarvi che finalmente possiamo annunciare l'apertura del presepe. Siamo riusciti a riaprirlo. C'è stata una vera gara di solidarietà. Tutto il quartiere ha partecipato, tutto il centro storico, ma non solo, tutta la città ha partecipato affinché questo presepe si potesse riaprire, perché dopo il danno notevole che il Girgenti di Acqua aveva provocato, e noi siamo riusciti a ripristinarlo. E ci ha aiutato tutta la città, anche perché questo presepe è della città. Questo presepe non è solo nostro del centro storico, ma appartiene a tutta la città. Infatti vi aspettiamo numerosi dal 16 al 24 per venirvi a fare delle degustazioni di ricotta, minestrone, pizza e pane cunzato, e venire qua a vedere che quanto è bello abitare il centro storico, quanto è bello questo presepe che deve durare per sempre con l'aiuto della città.